Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. When you got the feeling, you try to get higher, you think you're going insane, you're almost crazy, really drives you mad, you feel it coming your way, have a real good time, do the dance, have a real good time, do the non-stop dance. Oh, when it's been stomping, there's nowhere out. You're getting down by the sound, and you're fooled by the beat around. As you dance by, it really knocks yourself out. Have a real good time to the dance. Yeah, have a real good time to the non-stop dance. Come on, man, y'all! Yeah, you got it now! Have a real good time, but non-stop dance. Non-stop dance. Yeah! Non-stop dance. Non-stop dance. Non-stop dance. Non-stop dance. Ah, when you got the feeling, you're trying to get high, you think you're going insane, you're almost crazy, really got your mind, you feel it coming your way, have a real have a real good time, but non-stop dance. The dance. The dance. You getting up by the sound. The dance. The dance. Getting up yourself out. Come on, do the dance. Have a real good time, but non-stop dance. The dance. The dance. You getting up by the sound. The dance. The dance. Getting up yourself out. Come on, do the dance. Have a real good time, but non-stop dance. But non-stop dance. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1061 di oggi, martedì 21 di ottobre dell'anno del Signore 2025, sono le 18:15 minuti e 4 secondi in questo momento, cominciamo la nostra trasmissione. Dopo aver ascoltato i Gibson Brothers Non Stop Dance del 1977, e qua noi balliamo continuamente, figuratevi. Vi ricordo, come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole e molto altro ancora.
Ma noi iniziamo la trasmissione con le nostre consuete coordinate 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 per le vostre telefonate quando lo dirò io, e segnatamente dopo le 18:35, quando ci sarà con noi il senatore Claudio Borghi Aquilini. Stasera parleremo del bilancio, quindi nella scuola di magia, che come sapete è stata circondata, è diventata un enclave all'interno di Zoom. Nella scuola di magia stasera parleremo di bilancio. Allora, alle 18:16:23 noi apriamo. Intanto vi do le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti, perché vedete Vance insieme con Ujennari Trump, il genero di Trump, bello però detto in calabrese, Ujennari Trump, Jared Kushner, appunto il genero di Trump, sono andati in Israele, stanno facendo questa visita. In particolare, dice la BBC, Vance e Kushner hanno parlato anche abbastanza a lungo con la stampa, hanno tenuto questo punto stampa nel corso del quale Vance, che ormai è evidentemente lanciato verso la corsa alla presidenza nel 2028 dopo Donald Trump, ha detto una serie di cose. La prima di tutte è che il cessate il fuoco a Gaza è messo molto bene, malgrado appunto i casi di violenza nella striscia che si sono verificati nel weekend. Vance ancora dice che praticamente come si dice, eccolo qua, scusate un attimo, ha chiesto ovviamente ai cristiani e a tutti gli uomini e le donne di fede di pregare per la pace nel Medio Oriente. Ha anche detto che Steve Witkoff, il mediatore, Jared Kushner, appunto, il genero di Trump, nonché loro entrambi inviati del presidente, stanno lavorando per mettere in piedi questa forza internazionale che metterà assieme a partner arabi e partner internazionali, e questa forza di stabilizzazione sarà poi dispiegata in quel di Gaza. Tra l'altro sarà la soluzione interna ai problemi di sicurezza che avvengono adesso nella striscia, dove, come sapete, Hamas sta scannando gente giorno e notte. Stavolta ammazza palestinesi direttamente tout court, ma nessuno protesta. Vance conferma che non ci saranno soldati americani a Gaza, no boots on the ground, niente stivali sul terreno, ma gli Stati Uniti d'America daranno un utile coordinamento tra alcuni paesi, e ricorda l'unico mediatore in campo sono gli Stati Uniti d'America. Ancora, a proposito della leadership che prenderà il potere in quel di Gaza, dice: io non so quale sarà, ma aggiunge che si sta creando una struttura di governo molto flessibile e quindi in grado di rispondere a tutti le eventuali sorprese di quello che avverrà nel futuro. Dice anche che sia i palestinesi che vivono a Gaza che gli israeliani devono essere in grado di vivere nella stabilità e nella sicurezza. Una volta che si raggiungerà questo punto, ci preoccuperemo del governo a lungo termine di Gaza. Inoltre dice che la priorità in questo momento sono cibo e medicine. Kushner ha detto anche lui la sua, in particolare ha detto che non ci saranno fondi per andare a ricostruire le aree di Gaza che sono ancora controllate da Hamas, e in particolare si valuterà dove e come cominciare la ricostruzione nelle aree che sono controllate dalle forze di difesa israeliane, quindi dall'esercito di Gerusalemme. Lui parla di una nuova Gaza, un posto dove la gente potrà vivere e trovarsi anche un lavoro. A proposito del disarmo di Hamas, invece, Vance dice che per il momento non c'è una specifica deadline, non c'è una data precisa, però resta sul piatto il fatto che appena Hamas proverà a fare qualche furbata, gli americani li annienteranno definitivamente. Per quanto riguarda invece la riconsegna, e questo è un tema molto caro agli israeliani, la riconsegna degli ostaggi, Vance ha detto che non sarà una cosa che si potrà fare in 448 overnight, cioè dalla sera al mattino, ma molto semplicemente ci vorrà tempo, anche perché di alcuni corpi non si sa proprio che fine abbiano fatto, altri invece sono sotto tonnellate
di rottami e detriti. Ma adesso alle 18, 20 minuti e 46 secondi, qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, io do il bentornato all'onorevole Rossano Sasso. Come va? Ben trovato. Buonasera Buonasera a lei. tutti. Allora, io ho qui una sua dichiarazione a proposito di questa benedetta polemica che mi sembra, tra l'altro, una polemica che lascia il tempo che trova. Appunto, lei dice chi non ha capito questo è analfabeta funzionale. Allora, questa educazione sessuale a scuola, addirittura io leggevo ieri un'analisi di un esperto che diceva, beh, se non insegniamo ai bambini la sessualità, saranno poi i siti porno a fare da scuola di sesso più avanti. Ma come stanno le cose, onorevole? Beh, allora diciamo che i papà e le mamma mandano i figli a scuola non per imparare la sessualità, ma per imparare altro. Detto proprio in maniera molto, molto semplice. Detto questo, noi non vietiamo nulla, perché l'educazione sessuale, intesa come sensibilizzazione alle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione di gravidanze indesiderate, lo studio dell'apparato riproduttivo, le ho fatte anch'io 40 anni fa, quando ero in prima media. Lo faceva la professoressa di scienze e poi di biologia. Nulla contro questo tipo di educazione sessuale, così come la Lega non ha nulla contro la educazione affettiva, è prevista dalle indicazioni nazionali. È giusto educare al rispetto verso qualunque forma di diversità. Detto questo, purtroppo le cronache degli ultimi anni ci hanno abituato ad avere delle distorsioni educative, ci hanno abituato a vedere degli attivisti di estrema sinistra LGBT entrare in classe e fare non educazione, ma propaganda. Io ci ho scritto un libro su questa storia e mai avrei pensato di dover prevedere una legge che dicesse che su temi particolarmente sensibili non è la scuola che deve pensare ad educare i bambini, ma sono i genitori. O meglio, ci vuole un'alleanza tra scuola e famiglia, dove le famiglie vengono messe al corrente di quello che accade a scuola. Per questo noi abbiamo pensato alla legge, attraverso il DDL Valditara, del cosiddetto consenso informato preventivo e obbligatorio. Noi abbiamo avuto, cari ascoltatori di Radio Libertà, attivisti privi di competenze pedagogiche, andare in classe e distribuire fumetti dove veniva sdoganato l'utero in affitto. Abbiamo avuto attivisti trans che volevano andare in prima elementare a spiegare ai bambini che cos'è il binarismo sessuale, che cos'è la fluidità sessuale, a spiegare ai bambini a fare propaganda di ideologia gender. Allora, senza scomodare Papa Francesco, che definì l'ideologia gender come un'ideologia che cancella l'umanità in quanto cancella le differenze tra uomo e donna, qualcuno mi deve spiegare cosa c'entri la propaganda gender con educare i propri studenti a rispetto. A parte che i nostri insegnanti questo lo fanno da tempo e non hanno bisogno di progetti particolari con associazioni arcobaleno pagate poi con soldi pubblici per evitare. La cosa più brutta che mi è stata detta in questi giorni è quella che a causa di gente come me i femminicidi sono in aumento. A parte che è di un'ignoranza abissale chi dice certe cose, perché anche nei paesi in cui l'educazione sessuale è materia obbligatoria, mi riferisco ai paesi del nord Europa, il numero dei femminicidi non diminuisce, anzi addirittura aumenta. Con questo non voglio dire che ci sia una correlazione tra l'educazione sessuale e l'aumento, però non è vero nemmeno il contrario. Così come non è vero che noi vietiamo tutti questi fattori di cui è giusto parlare anche a scuola, perché a scuola sì, si va per studiare, si va per crescere, si va per vivere però sereni. Noi abbiamo avuto drag queen in classi, noi abbiamo avuto porno attori che volevano fare educazione sessuale, lì per fortuna siamo riusciti a bloccarla prima del tempo. Abbiamo avuto in tutti questi anni persone che nel nome della sacrosanta lotta alle discriminazioni hanno utilizzato quest'ultima come un cavallo di Troia dove dentro ci hanno infilato un po' di tutto. E quindi a questo punto
la Lega, grazie al ministro Valditara, grazie al gruppo parlamentare, è corsa ai ripari. Prima di tutto con una risoluzione in Commissione Cultura lo scorso anno e adesso con un DDL del ministro Valditara, con cui diciamo semplicemente alla collega Piccolotti, per esempio, che si è spinta fino al punto di dire: se facciamo il consenso informato, i figli delle coppie di destra saranno sfortunati perché non potranno fare educazione sessuale. Lo ha detto in Commissione Cultura. O la collega Ferrari del PD, che durante un'audizione, ho sostenuto 3 mesi di audizioni proprio per non essere accusato di essere illiberale, di essere intransigenti. Anche ad agosto abbiamo udito le associazioni, tra cui anche associazioni di genitori, e questa deputata del PD si è spinta al punto di dire: se non mi piace quello che fanno a scuola certi insegnanti e certi attivisti, ritirateli e fate educazione parentale. Oddio, io nell'istruzione parentale ci vedo anche qualcosa di positivo, ma non è giusto che un parlamentare della Repubblica dica una roba del genere ad una mamma ed un papà. Quindi adesso siamo nella parte, diciamo... Prego? Le chiedo scusa, ma perché giuro, può sembrare una domanda irriverente, ma non lo è. Ma lei a sentire questi discorsi non si annoia? Cioè, io li trovo di una noiosità veramente. No, non c'è poco da annoiarsi, perché purtroppo questa è solo la punta dell'iceberg. Adesso che diciamo c'è una battaglia culturale ancora prima che politica in atto, aumentano le segnalazioni, dalla circolare con l'asterisco alla scalinata arcobaleno per cui un ragazzino di 14 anni viene sospeso in quanto giudicato omofobo, dall'attivista trans che vuole entrare a Pavia con fumetti, con coniglietti a fumetti che per l'occasione diventano omosessuali e vogliono avere un figlio pur non potendolo avere. I nostri figli vengono bombardati già al di fuori dalla scuola attraverso tutto quello che è un mainstream arcobaleno, per cui è bello essere fluidi, è giusto cambiare il nome, è figo sottoscrivere la carriera alias anche se non si soffre di disforia di genere, è bello tutto ciò che è confuso. Oggi mi sento maschio, domani mi sento femmina, domani chi lo sa. E questa è la distruzione della identità. È la distruzione delle identità poi in un periodo particolare, perché è un periodo di formazione e di crescita. Allora io l'ho detto in aula più volte, l'ho detto in commissione, ne approfitto dei vostri microfoni per ribadirlo ai colleghi del PD, dei 5 Stelle, di AVS, che se proprio ci tengono tanto a fare corsi con attivisti di estrema e sinistra LGBT, che se li facciano tranquillamente nelle loro sedi, nelle loro associazioni, nei loro circoli di partito. Vediamo quanti genitori sono disponibili a portarvi i propri figli. Purtroppo temo che lo facciano nelle scuole, perché lì c'è l'obbligo di frequenza e quindi lì possono fare propaganda e proseliti. Le associazioni arcobaleno non ne fanno mistero, lo dicono chiaro e tondo: dobbiamo entrare nelle scuole. E la cosa più brutta che alcuni attivisti, che poi sarebbero i sodicenti esperti esterni che alcuni professori di sinistra invitano nelle scuole, lo hanno detto chiaro e tondo: poiché su certi temi le famiglie non sono in grado di educare i propri figli, ci pensiamo noi. I figli, mi ha detto un attivista di un'associazione arcobaleno, non sono di proprietà delle famiglie, è lo Stato che deve pensare a rieducare i ragazzi. Sto citando testualmente, senza citare la scienziata di drag queen di nome Priscilla, che in una scuola napoletana ha avuto il coraggio di dire: mi raccomando, quando tornate a casa non ascoltate i vostri genitori, perché loro distruggono quello che noi facciamo nelle scuole. Ecco, andava posto un argine a questa deriva progressista, andava posto un argine a tutto questo. Ovviamente sono giorni che ce ne dicono di tutti i colori, ci dicono che non siamo aperti, che siamo medievali, che siamo retrogradi. Noi sinceramente, semplicemente diciamo che le famiglie devono essere informate su quello che accade nelle scuole, che certi temi non è adeguato e non è opportuno affrontarli con bambini di 6 anni. Non siamo contrari al concetto di educazione affettiva e di educazione sessuale in sé per sé, ma se permettete vanno poste delle regole, vanno posti dei limiti. E credo che
questo sia quanto mai giusto e doveroso. Allora, onorevole, io la ringrazio molto, come sempre, il suo tempo e avanti in questa battaglia per difendere i nostri figli e al piacere di risentirci presto. A presto e grazie a voi e in battaglia sempre. Buona serata. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Caro Michael Jackson, tu che mandi soldi in Africa, perché la speranza torni a vivere. Ricordati di noi che stiamo a Napoli e un disco faccelo anche per noi. E poi mandaci danari, tanti danari, e siamo pari. E se tu vuoi mandali anche a Bari e a tutti i meridionali fuori Italia. Facci una canzone col compare Stevie Wonder e poi mandala a Sanremo o al Festival Bar. Però mandaci danari che vanno male gli affari fuori Italia. Caro Bob Dylan, tu che canti in casa rega, quando c'è Gromyko oppure Gorbaciov, i soldi di 4 teste nucleari falli mandare qui fuori Italia. Appena puoi mandaci danari, perché senza danari so cazzi amari. Allora mandaci danari, anche i tuoi personali e di Diana Ross. Concludendo Mike, dillo pure a Berlusconi, facci fare dei milioni come Giuliani e viva il mare, dollari contanti, perché l'Africa canti fuori Italia. Qui Parlamento. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. You consider me the young apprentice, caught between the silver and cards, hypnotized
Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, alle 18:36 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Come ogni martedì è tornato il padrone di casa di questa bella rubrica che ci fa veramente piacere avere qui a Zoom ogni martedì, e lui è il senatore Claudio Borghi Aquilini. Senatore, buonasera e ben trovato. Buonasera a voi. Allora, noi abbiamo fatto precedere questa puntata di Scuola di Magia dagli Squallor, che nell'album Tocca l'Albicocca dell'85 cantavano USA for Italy e dicevano mandaci i denari perché senza denari sono problemi seri, ecco. Chi è che deve mandare i denari stavolta? Ma infatti, come si suol dire, quando sentivo in sottofondo gli Squallor, ho, come si suol dire, alzato un sopracciglio, ecco, perché mi ha fatto venire in mente periodi felici della mia vita. Ecco. Oh, sono contento, meno male, ma io insomma sapevo che la citazione avrebbe toccato punti reconditi del suo animo, quindi è vero. Comunque, allora, approfitto del fatto di avere qui uno spazio senza qualcuno che mi grida dietro ogni 2 minuti, no? Perché voi sapete che quanto mi accadrà fra qualche ora quando sarò negli studi della benamata Berlinguer, è sempre la solita cosa, no? Ma veramente io vorrei cose di questo tipo e quindi non si riesce a dire assolutamente nulla. Dato che invece è una scuola questa, e è una scuola se si prova a insegnare qualcosa a qualcuno. Come tutte le scuole, nessuno, quantomeno quelle diciamo di secondo grado, nessuno è obbligato a stare dentro, quindi se uno interessa viene, si sintonizza sulle tue, come dici, magiche onde di Radio Libertà, e altrimenti invece può tranquillamente andare dove vuole. Cerco di spiegare, di approfittare di questo spazio, quindi senza gente che grida, senza gente che strilla, per provare a spiegare una cosa che è importante per tutti noi, vale a dire come funziona la legge di bilancio. E fidatevi, posso spiegarvelo abbastanza bene, perché dato che sono stato per 2 anni e mezzo presidente della Commissione Bilancio e da quando sono in Parlamento sono sempre dentro in Commissione Bilancio, ormai direi che ho capito, ecco, come funziona e quindi posso anche provare a spiegarlo. Allora, come funziona? Lo Stato, se vuol fare qualcosa, deve avere i soldi a budget. Cioè, senza avere i soldi da parte, diciamo così, prenotati, per fare una spesa, non si fa nulla. E questo è anche abbastanza comprensibile, perché voi capite, no, che se non ci fosse un controllo della spesa di un qualche tipo, significherebbe che chiunque, no, qualsiasi ufficio statale, qualsiasi ministero e cose di questo tipo potrebbe, che ne so, il Ministero della Cultura potrebbe comprarsi 10 Picasso, il Ministero della Marina potrebbe comprarsi 20 navi, no, e così via. E non ci sarebbe nessun tipo di controllo, no, su quello che viene fatto. Allora invece quello che uno può spendere è fissato annualmente dalla legge di bilancio. Se si vuol spendere di più rispetto a quello che è stato messo a budget, in teoria si può fare, ma deve essere votato dal Parlamento, con i famosi, ce li ricordiamo dai tempi del Covid, gli scostamenti di bilancio, no? Cioè a un certo punto c'è un'emergenza, come in quel caso avevi un paese che era chiuso in casa, torto ragione che fosse, e quindi bisognava in ogni caso continuare a distribuire denaro, ma il denaro non entrava ovviamente nelle casse dello Stato perché era virtualmente ferma buona parte dell'attività economica, e allora a quel punto bisognava inventarsi degli scostamenti di bilancio. E già lì comunque secondo me qualcuno ha il sospetto che non esistono dei denari finiti, no? Tali per cui cioè è sempre una scelta politica, no? Riuscire quanto denaro mettere in circolo, quanto, perché e come.
Questa quantità di denaro che viene utilizzata dallo Stato e che viene utilizzata per moltissime cose, si pensi per esempio al numero sterminato di dipendenti statali. Dipendenti statali sono i poliziotti, dipendenti statali sono l'esercito, i pompieri, i carabinieri, gli insegnanti, dipendenti statali sono anche gli impiegati di tutto il parastato, quindi sia chi lavora nei ministeri, chi lavora alle poste, chi lavora in tutti gli enti di controllo, nella RAI, cioè, immaginate quanti sono. Ecco, ogni voce di spesa dipende da un ministero. Per esempio, un direttore di museo piuttosto che un guardiano di un museo o similari dipendono per esempio dal Ministero della Cultura. È evidente che i carabinieri dipendono per esempio dal Ministero della Difesa, i poliziotti dipendono dal Ministero dell'Interno, la Guardia Costiera dipende dal Ministero delle Infrastrutture, e quindi per pagare ovviamente tutti questi servizi dello Stato ogni anno si decide con una legge speciale che si chiama appunto la legge di bilancio cos'è il fabbisogno dello Stato per l'anno successivo, dove si può solo pescare da quanto viene assegnato in quell'occasione. È ovviamente anche un momento per fare dei cambiamenti strutturali, vale a dire, rispetto a quanto è stato messo in bilancio negli anni precedenti, la legge di bilancio di ogni anno può cambiare, quindi può fare dei cambiamenti e può dire un pochettino più di denaro di qui, un pochettino meno di denaro di là e similari. E qui andiamo su come funziona e andiamo anche sul pratico di come funziona. Funziona che i ministeri, e soprattutto il Ministero dell'Economia, fanno uscire il disegno di legge di bilancio. Una volta pubblicato definitivamente il disegno di legge di bilancio, che deve essere bollinato dalla Ragioneria, quindi la Ragioneria deve dire di Stato deve dire quello che c'è scritto qua torna come conti, no? Perché sennò altrimenti se uno dice guarda compriamo uno yacht e lo paghiamo 12 euro, la Ragioneria di Stato gli dice no, cioè, non va bene, non è realistico. Una volta che è tutto bollinato dalla Ragioneria, viene depositato in Parlamento. In Parlamento arriva alla Commissione Bilancio. Per tradizione arriva un anno alla Commissione Bilancio del Senato e un anno alla Commissione Bilancio della Camera. Nello specifico, quest'anno arriva alla Commissione Bilancio del Senato e quindi alla Commissione dove ci sono io. La Commissione Bilancio a quel punto inizia la cosiddetta sessione di bilancio, che è uno dei momenti più importanti dell'attività del Parlamento ogni anno. È così importante che tutte le altre leggi si fermano. Tutte le altre leggi si fermano per un motivo semplice, che non potendo sapere cosa saranno i denari allocati per questa o quest'altra cosa, non possono, prendere e entrare in vigore andando a pescare su delle voci di spesa che magari sotto non hanno finanziamento. Per cui tutte le leggi che sono in corso d'opera e che riguardano ovviamente costi di un qualsiasi tipo vengono bloccate, si fa soltanto la sessione di bilancio. Il Parlamento riceve, quindi la Commissione Bilancio, riceve il testo da parte del governo e a quel punto può modificarla. Può modificarla un po' come vuole. Una cosa però non può fare, non può cambiare i saldi. Cosa significa? Significa che se la Commissione Bilancio decide, per esempio, di allocare un po' più di denaro per, fare un ospedale, no? Perché di solito tante volte c'è sempre qualcuno che chiede ma perché non alzate di più questo incentivo, ma perché non abbassate di più questa tassa, ma questo calo di tasse è una miseria perché mi arrivano soltanto 30 euro, ma la mia pensione è aumentata di una miseria, no? Così di questo tipo. Ecco, uno dice non è che
è cattivo il parlamentare che si tiene lui i soldi che non distribuisce, no? C'è il vincolo del fatto di dire se io alzo qualcosa a qualcuno devo abbassare qualcos'altro. E dato che ovviamente è un equilibrio sottile, quello che ogni voce rappresenta, e che poi deve avere il consenso del governo, perché a sua volta la Commissione può decidere un cambiamento e poi dopo il governo può dare il suo parere. Insomma, è vero che poi in teoria la Commissione potrebbe fare quello che vuole, ma sarebbe buona creanza, mi verrebbe da dire, no? Che se ci sono dei cambiamenti vengono fatti di comune accordo fra il Parlamento e il governo. A quel punto, una volta che tutti ci si è messi d'accordo su che tipo di cambiamenti fare, viene votata dalla Commissione Bilancio la legge di bilancio, arriva in aula passa così com'è, mi verrebbe da dire, salvo qualche correzione di qualche errore, perché tutto il lavoro viene fatto in commissione. Se venisse riaperto tutto quello che ha fatto la commissione e rifatto in aula, significa che vanno via altri 6 mesi minimo. Quindi si prende il testo che arriva dalla commissione, poi in aula viene approvato e ultimamente c'è questa pessima abitudine di fare solo 2 letture. Cosa significa? Che l'altro ramo del Parlamento riceve il testo della legge di bilancio in questo caso come quest'anno sarà dal Senato, e di solito non ha fisicamente il tempo per apportare a sua volta delle modifiche, perché se lo facesse, ricordate come funziona il sistema bicamerale italiano, vale a dire le leggi entrano in vigore solo se sono approvate esattamente nello stesso testo da tutti e 2 i rami del Parlamento. Infatti. Se la Camera, una volta ricevuto il testo dal Senato nella sequenza di quest'anno, apportasse dei cambiamenti, dovrebbe poi ritornare ancora una volta al Senato per essere rivotato. Io non lo so come andrà quest'anno, ma mi sembra che ultimamente l'abitudine è questa. L'ultima volta che si sono fatte 3 letture, questo perché chi aveva ricevuto la legge di bilancio per la prima volta è riuscito a darla per tempo all'altro ramo del Parlamento in modo tale da poterla rivedere, è stato grazie a chi vi parla, cioè vale a dire nel 2018, quando ci fu la legge di bilancio, la prima legge di bilancio della legislatura del governo giallo-verde. Io che ero presidente della Commissione Bilancio della Camera ricevetti quindi la prima legge di bilancio di quel governo e riuscì a chiuderla per tempo in modo tale da poterla lasciare poi al Senato per fare a sua volta delle modifiche. Da allora basta. Una volta era l'emergenza, una volta ci siamo appena insediati, una volta era il Covid, una volta era la guerra, una volta era insomma il nuovo governo, qualsiasi cosa, però in un modo o nell'altro alla fine si è iniziato a fare una sola lettura. E di solito questa lettura culmina nella famosa notte del bilancio, chi l'ha vissuta sa cosa intendo, dove a un certo punto si fa una tirata finale che di solito si chiude verso le 4-5 di mattina in questa tirata finale vengono poi approvati tutti i cambiamenti proposti dalla Commissione e si vota il famoso mandato al relatore, cioè quindi si vota la chiusura della discussione da parte della legge di bilancio e l'arrivo in aula. Quindi questo sarà la procedura. Noi al momento, questa cosa su cui tantissimi stanno discutendo, perché vedete che tante volte sui giornali non si parla d'altro, in televisione non si parla d'altro, guarda cosa dice qua, guarda cosa fa, vediamo come sarà il futuro di questa tassa, il futuro di questa pensione, il futuro di questa aliquota. Ecco, noi siamo in questo momento in una fase dove non è ancora iniziata questa procedura, cioè dove non è ancora arrivato il testo del governo al Parlamento. Tutto sto bailamme deriva sulle famigerate bozze, vale a dire dei testi del tutto non ufficiali, che non si sa. Infatti.
fa uscire dando in pasto alla stampa, e sulla base di quanto viene dato in pasto appunto alla stampa, partono tutta una serie di reazioni e così via, e secondo me, sbaglierò, ma qualcuna di queste manine, no, che danno il testo alla stampa o similari, lo fanno così per subaffittare l'analisi del testo. Cioè lo dice, io lo butto lì in pasto a qualcuno, no? Tanto poi i giornali vivisezioneranno tutto quello che c'è, se c'è qualche cosa di strano e similari, ecco che emergerà, e quindi io riesco a fare tutti i cambiamenti del caso prima ancora che arrivi in Parlamento. Quindi stiamo parlando abbastanza del nulla, no? Mi verrebbe da dire, però questo nulla indica quantomeno delle direzioni, che non sono quelle che ci vengono rivelate dalle bozze, sono quelle che vi rivelo io da tempo su quello che è la nostra intenzione, no? E che viene concretizzata da questa legge di bilancio. E questo non è regalare soldi, non è ma io ricevo le pensioni minime, si alzeranno soltanto di, metteteci un numero di euro a caso, qualsiasi esso fosse, il numero di euro sarebbe sempre poco, qualsiasi sgravio di tasse è sempre poco, qualsiasi sgravio di tasse viene ripartito per giorni, no? Perché la cifra totale dello sgravio magari è importante, allora il libretto della propaganda dice dividere per giorni la cifra che viene data, così potete dire che in realtà è un caffè al giorno, così potete dire che in realtà è una zolletta di zucchero al giorno, insomma tutto quello che normalmente viene fatto, ma in realtà c'è un cambiamento importante, che è quello che io vi avevo, diciamo così, da tempo indicato, che all'interno di una manovra molto prudente, questo ce lo siamo detti tutti, il vostro insegnante della scuola di magia sarebbe di suo imprudente. Cioè, io vi ho detto, e lo sapete, che state parlando con uno che sarebbe abbastanza rivoluzionario, che se ne fregherebbe dei limiti dell'Unione Europea, che se ne fregherebbe dei giudizi delle società di rating. Però non è detto che perché io farei così, no, sia del tutto sbagliato invece l'approccio prudente che ha scelto il governo. Il governo ha scelto un approccio, in questo caso, prudente, perché dice, torto o ragione che sia, lo dirà la storia, per la prima volta ci troviamo in una condizione in cui noi siamo messi meglio rispetto agli altri paesi. Se noi continuiamo a farci vedere super affidabili mentre gli altri sono lì che annaspano, ne avremo un beneficio superiore rispetto all'incomodo di non mettere in circolazione. Sì, che è siete voi? successo? Tu mi senti, Antonino? Sì, perfettamente. Ah, perfetto, non so, perché ho visto un numero di telefono, pensavo che fosse la vostra da No, Milano. no, siamo collegati, non abbiamo motivo di fare altre No, dico, chiamate. oddio, cioè io sto attento che ero lì che parlavo e poi dopo in realtà mi avevano già messo giù da 2 mesi. No, va bene, niente, non rispondiamo a questi qui di Milano, che tanto non sarà niente di importante, quantomeno meno importante di stare con voi, e proseguiamo con quanto detto, vale a dire che a fronte di questa prudenza ci sono 2 cose secondo me che sono abbastanza epocali, mi verrebbe da dire. Quello più epocale di tutti è finanziare buona parte di questa legge di bilancio con un prelievo alle banche. Ora, fino adesso è sempre andata al contrario. Normalmente si prelevavano soldi a tutti, aumentando le tasse, aumentando le aliquote, aumentando questo, aumentando quest'altro, mettendo l'IMU, mettendo la Fornero, mettendo tutte le cose che sono sempre state messe in passato, no? I superbolli e similari, per salvare le banche.
Ve lo ricordate, no? La famigerata estate dello spread, quella che costò Come il no, governo a Berlusconi. come no. Spread a 500, manovra estiva, che costò la reputazione, mi verrebbe da dire, no? E io stesso, elettore del centrodestra, quando vidi quella manovra estiva con tasse da tutte le parti, no? Aumenti dell'IVA promessi, no? E similari, tasse sui risparmi, tassa sulla macchina e similari, vi posso assicurare che mi incazzai come una biscia e ci fu anche un articolo che scrissi sul giornale assolutamente feroce, no? Dicendo ma scusate, ma noi vi abbiamo votato con un'unica promessa, che era non metterò le mani nelle tasche degli italiani. E adesso perché ti spaventi per lo spread? Il risultato è che ci troviamo più tasse per tutti, è una cosa che non è comprensibile. Però devo dire che l'attacco che ci fu all'epoca fu feroce. In questo caso però invece, guarda caso, invece di chiedere soldi ai cittadini, perché così facendo facciamo abbassare lo spread, riusciamo a salvare le banche, oddio i titoli della borsa che scende, e tutti quegli argomenti, no, che normalmente venivano utilizzati per spillarci più soldi, stiamo facendo il contrario, cioè stiamo andando a un settore che va benissimo, vale a dire quello bancario, a chiedere un contributo per consentire delle politiche più generose nei confronti dei cittadini, siano esse quel pur piccolo calo di tasse dato dal cambiamento dell'aliquota, quella soprattutto mirata al ceto medio, siano esse i denari che servono per la rottamazione delle cartelle, sia un tot di altre cose che sono utili ai cittadini, come 3 miliardi in più per il fondo sanitario, come togliere la prima casa dall'ISEE, in modo tale da poter avere accesso più facilmente ai vari bonus e ai vari aiuti che normalmente vengono negati per la grave colpa di avere una casa di proprietà e quindi fa diventare troppo ricchi, fino a tutti quei piccoli interventi che sono presenti in legge di bilancio e che dovrebbero, quantomeno nelle nostre intenzioni, riuscire a migliorare un pochettino la vita dei cittadini. Questo diciamo che è il cambiamento principale, no? Una legge di bilancio piccola, ma lo spostamento, diciamo così, da una tasca all'altra, no? che viene consentito in un regime dove non puoi fare deficit perché sennò altrimenti sfori il 3%, perché sennò altrimenti poi non ti danno il voto migliore, le società di rating al tuo debito pubblico. Il risultato è che buona parte delle voci di chi paga, invece di essere i cittadini per le banche, sono le banche per i cittadini. Pugnano un po', come è ovvio, quando qualcuno si vede togliere parte degli utili, però voi capite che politicamente non era sostenibile avere un settore, oltretutto tutelato dallo Stato, che l'anno scorso ha fatto 46 miliardi di utile e quest'anno ne fa oltre 50. Poi per carità c'è anche qualche partito anche fra i nostri alleati per cui tutto questo va benissimo, cioè non è un mistero che Forza Italia è molto arrabbiata per queste tasse sulle banche, però come dire, se ne faranno una ragione e quindi direi che questo cambiamento credo che sia importante e che possa essere capito da tutti i cittadini. Il secondo cambiamento abbastanza importante riguarda le famose cartelle, ma per un motivo semplice, che ci stiamo lavorando su questa pace fiscale da più o meno da quando io sono in Parlamento. E ogni volta viene annacquata, ogni volta viene limata, una volta perché non si può cambiare, una volta perché non si può togliere, una volta perché la ragioneria dice che non si può, una volta perché se no costa mille miliardi, come si fa? Hai un bello spiegare che si tratta di cifre che in molti casi non verrebbero mai incassate.
perché se uno non ha pagato fino adesso non si capisce perché, per quale motivo dovrebbe pagare dopo, no? Evidentemente non ce la fa a pagare. Allora, così facendo, invece, e gli abbiamo sempre detto, guardate che quindi questa cosa non è una misura che costa, questa è una misura che rende alle casse dello Stato e che consentirà poi dopo di redistribuire in un secondo momento. Niente, non ci ha mai sentito. Devo dire con molta ostinazione da parte soprattutto di qualche mio collega, penso a Alberto Gusmeroli, penso a Armando Siri, no? Seminari che sono da sempre i più attivi su questa istanza nei confronti di tanti cittadini, e finalmente vede la luce. E quindi poi, per carità, ci sarà sempre quello che rimane fuori per un mese e così via, perché a lui, perché l'irregolarità invece di arrivare entro il 31 dicembre del 2023 è arrivata al 1 gennaio 2024. Cioè, io veramente mi spiace tantissimo, però è ovvio che come tutte le leggi un limite, ma qualsiasi cosa, come anche tutti gli appartamenti, anche gli appezzamenti di terreno, hanno tutti un confine, oltre il quale uno è dentro e uno è fuori. E se anche io lo spostassi di 5 giorni per prendere dentro chi è rimasto fuori per un giorno, ci sarà uno che è rimasto fuori di 6 giorni, no? E quindi non è che se lo sposto di 5 giorni cambia qualcosa. È già stato molto molto difficile riuscire a far arrivare il limite al 31 dicembre del 23, quindi a tutto il 2023, ma il risultato è che tutte le irregolarità pendenti fino al 23, derivanti da avvisi bonari, situazioni dichiarate ma che non sono state pagate, sia per distrazione sia perché uno non ce l'ha fatta, ma non so, ma pensiamo a cose che magari uno può ricordare, i contributi della Colf, non so, tanto per dire, ci sono stati dei momenti dove qualcuno magari aveva la ditta che aveva bisogno di ogni centesimo per riuscire a continuare a funzionare, e non ha pagato i contributi. Ecco, è ovvio che però vanno pagati i contributi della Colf, no? Ecco, non è un caso di colpi in nero, cioè se uno aveva la colpa in nero deve pagare tutto. Ma se uno aveva la colpa regolare a libri, ma semplicemente per qualche trimestre si è dimenticato, non ha potuto pagare i contributi, rientra nella possibilità di sanarlo. Se uno ha dichiarato l'IVA correttamente, ma a un certo punto non aveva i soldi da pagare, doveva scegliere se pagare i dipendenti oppure pagare l'IVA. Tanti imprenditori, specialmente nei periodi del Covid e così via, hanno detto: guardate, io non posso inventarmi di soldi che non ho, e quindi ho dichiarato tutto, quindi non è che voglio fare il furbo, l'evasore o cose di questo tipo, però non ce la faccio, cioè i soldi in cassa sono questi, e o pago i dipendenti o pago l'IVA, e hanno scelto di pagare i dipendenti. Ecco, tutte queste situazioni possono essere sanate in un modo accessibile per tutti, perché ci sono state altre rottamazioni, ma hanno sempre delle cifre improbabili. Ecco, in questo caso avere uno spazio diluito in 9 anni, quindi è come dire faccio una specie di mutuo, consentirà a tutti di avere un ingresso ragionevole, una cifra ragionevole per potersi mettere in pari. E una volta che si inizia a pagare con questo schema non si può più essere perseguiti per che non si è pagato questo, quest'altro. Si ritorna a vivere, si ritorna sereni, si ritorna felici a fare il proprio mestiere senza lo spauracchio, no, di avere cifre incredibili in arretrato, impossibili da pagare se non fallendo. E quindi io penso che sia una cosa su cui ci abbiamo lavorato veramente da tanti anni, ma è un risultato credo importante per milioni di italiani, penso, che avevano dei problemi seri per riuscire a mettersi a pari. Io penso che bastino queste due cose sinceramente per poter far capire che è una finanziaria migliorabile come tutte le cose, ma in fondo buona. 10 secondi di pausa, torniamo subito e apriamo il telefono per chi volesse parlare con il senatore Borghi.
Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Di nuovo a voi in linea. Grazie Natalia, ricordiamo agli ascoltatori 0292947222 se volete intervenire per telefono, oppure 340 670 9659. Senatore, allora, ma il leggendario assalto alla diligenza che ogni fine anno puntualmente spuntava qua e là nei giornali, no? Era un po' come il Pino delle cartoline di Napoli, faceva parte del paesaggio anche l'assalto alla diligenza di fine anno. Si fa ancora oppure no? Ah sì, si fa ancora, ma per un motivo semplice, che hanno messo dentro, cioè da tanti anni ormai, hanno deciso di abolire quella che si chiamava la legge Mancia, no? Che era sempre una roba che alla fine veniva vista con sufficienza, no? E similare. Ma dal mio punto di vista era semplicemente un minimo riconoscimento dell'attenzione che i parlamentari hanno ai territori che li hanno eletti. Quindi il famoso caso del museo della rotatoria del Bosco, no, che veniva sistemato grazie all'intervento di un parlamentare del territorio, non so, io non la vedo così male, se devo essere sincero. Cioè, i parlamentari sono eletti in collegi apposta perché in una maniera o nell'altra registrano anche cosa sono le esigenze, no, di quel collegio. Se non possono mai fare niente per il loro collegio, allora insomma tanto vale che facciamo fare tutto al governo e i parlamentari li mettiamo dentro in un listone nazionale, perché se no altrimenti dov'è la particolarità e la difesa anche solo simbolica del territorio? Comunque fatto sta che una volta c'era sta legge Mancia, dove ogni parlamentare aveva quindi un piccolo budget per poter fare qualcosa per il suo territorio, è stata abolita, dato che però questa esigenza è sempre sentita, l'hanno spostata nella legge di bilancio. Per me è un disastro, perché io credo che nella legge di bilancio si debba parlare insomma di macro temi, cioè di grandi cifre che possono essere spostate da una parte o dall'altra. E quindi bisognerebbe ripristinare la legge Mancia e discuterla, che ne so, a luglio, qualcosa del genere. Così non è, e il fatto è quindi che magari si parla poco dei grandi spostamenti possibili, no, da una voce di bilancio all'altra, e si passa tanto tempo su micro interventi, no, che lasciano un po' il tempo che trovano, e quello lì poi viene chiamato l'assalto alla diligenza finale, perché di solito è ovvio che uno fa un emendamento per cercare di mettere un po' di spese in più, no? Non un po' di spese in meno. Certo. Abbiamo una telefonata, senatore. Pronto? Chi è là? Sì? Buonasera, Berengario in Subrico da Roma. Buonasera. Ciao Berengario. Io vi ascolto tutte le sere, tutte le mattine, non chiamo perché non ho domande in ora, però ho una domanda che non è mia, è del mio capo e siccome lui non ha possibilità di telefonare, che lui è organizzato in modo diverso, mi ha chiesto questa cosa. Siccome io gli ho detto che c'era la possibilità che in finanziaria venisse cambiato l'ISEE togliendo la prima casa, lui mi ha sottolineato il fatto che la cifra paventata è sotto i 90.000 euro. Siccome a Roma 90.000 euro neanche un monolocale e sono 3 milioni e mezzo di abitanti, e tanti sono proprietari di casa e tanti sono anche pensionati con pensioni basse, non sono tutti belli pienotti, io mi chiedevo se era possibile togliere, se non è ancora stato fatto una cosa definitiva, questo limite, o perlomeno di portarlo a un limite un po' più realistico, perché io penso alla Brianza, dove i vecchietti magari hanno la villetta che non vale 90.000 euro, ma ne vale molto di più, ma che è prima casa, quindi non dà reddito. Non si capisce perché deve essere messo un tetto così basso, relativamente basso, perché anche i miei abitano in un bilocale, ma a Roma, all'interno del raccordo anulare, 90.000 euro, neanche a Tor Bella Monaca c'hai una casa a 90.000 euro, che è uno dei posti peggiori che possa essere pensato a Roma, che è fuori dal raccordo anulare tra l'altro.
Ecco, io resto in attesa, ascolto con vivissimo interesse l'eventuale risposta, se mi vuole essere data. Ringrazio intanto. Buona serata, grazie infinite. Ciao Berengario, prego senatore. Allora, dunque, anche qui è ovvio che ogni limite poi viene visto male, però teniamo presente che stiamo parlando di valore catastale, non di valore di mercato. Quindi bisogna fare il famoso calcolo, no, che io stesso non saprei fare, ma vi posso assicurare che è possibile, vale a dire prendere la misura catastale rivalutata del 5% moltiplicato per la categoria e alla fine si ottiene il valore catastale immobile, che di solito è piuttosto inferiore al valore di mercato. Quindi in realtà se io metto un limite di 100.000 euro all'ISEE, insomma non è che sono del tutto irrealistici, no, come valori. D'altra parte però vorrei ricordare una cosa, che diciamo io non ho come base l'ISEE, normalmente erano fatti per categorie molto povere. Inserire la prima casa, che è una nostra battaglia, serve innanzitutto appunto per riconoscere un principio, vale a dire che la casa di suo non è reddito, no? E quindi se uno è senza reddito e quindi non riesce a mangiare, non è che avere la casa gli consente di avere sufficiente denaro per la pagnotta. Questo cerchiamo in qualche maniera di farlo passare come principio. Però stiamo parlando appunto di interventi che hanno come base l'idea che devono essere fatti per persone povere. Noi come Lega ovviamente abbiamo anche, dato che siamo cattivi, razzisti e xenofobi, abbiamo anche normalmente insistito per questa misura, anche pensando a un'altra cosa, vale a dire un tot di immigrati che arrivano qua e sono sedicenti nullatenenti e poi magari invece a casa loro hanno chissà che case che però non vengono ovviamente rese note allo Stato italiano. Per cui se io ho qua qualcuno che formalmente non ha la casa, no? Perché magari è in affitto, però che ne so, a Marrakech o da dove viene, a un palazzo di 4 piani, io non lo posso sapere. E quindi, dato che normalmente la figura che ha un po' di risparmi, motivo per cui già con scorse leggi di bilancio avevamo tolto dall'ISEE fino a 50.000 euro di titoli di Stato, quindi che ha un po' di risparmi, che ha una casa di proprietà, è la fotografia, dal nostro punto di vista, più probabile di un italiano che può essere in difficoltà. E quindi abbiamo cercato di disegnarla, diciamo così, su questa categoria di persone, proprio per evitare di far avere degli sgravi a chi invece non ha bisogno o non li merita. Poi certo è ovvio che se noi alzassimo tanto il livello del valore della casa, cos'è il problema? Che le cifre assegnate per ogni bonus sono stabilite. Quanto più io alzo il livello di esenzione, quanto più aumenta la platea, è solo che se aumento troppo la platea poi diminuiscono in modo proporzionale gli incentivi, perché se la platea è di 100.000 persone magari si riesce ad avere un bonus di 300 euro. Se la platea è di 1 milione di persone, perché abbiamo alzato troppo i parametri, quello stesso bonus invece di essere di 300 euro diventa di 30 euro. Allora rischia di far scontenti tutti. Certo. Insomma, diciamo che qua chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, ogni volta che ci si avvicina al bilancio, c'è poco da fare. Ma e poi soprattutto, non so, mi sembra veramente che tanti pensano, no, ma i politici sono cattivi perché ecco che non mi raddoppiano la pensione, che io invece
Io capisco, ma non posso assicurare che non è che quello che si risparmia sulle leggi di bilancio finisce in tasca al deputato o al senatore, anzi, forse per il deputato o il senatore sarebbe generosissimo, perché tutti vorrebbero andare fra la folla applaudente, no? Che ringrazia perché gli hai raddoppiato la pensione, perché gli hai dimezzato le tasse. Il problema è che questo, sia che ci siano vincoli esterni come sono le regole dell'Unione Europea, sia che in assenza di quei vincoli esterni ci sono i vincoli interni, perché uno Stato ha delle sue regole, dei suoi limiti, no? che sono su quello che può essere l'utilizzo del bilancio, no? O della spesa pubblica, insomma, per poter fare delle politiche economiche ottimali, insomma un limite c'è sempre. Questo Non è solo poco. quelli che ci dice l'Unione Europea, io ve l'ho spiegato da qualche secolo, cioè noi ci stiamo posizionando con un set di regole che non hanno nessun senso. Poi per carità, cioè, tu stai giocando a questo sport al momento in questa squadra, anche se le regole non hanno senso, finché non dici no vabbè basta, io prendo il pallone e non gioco più, devi sottostare a queste regole, quindi io capisco il governo, insomma. Sì, anche Dall'altra parte è ovvio, basta sapere, questo ve lo spiego nella scuola di magia da tanto tempo, che sono delle regole che non hanno un particolare senso. Quello che è il vero limite per la creazione di denaro è l'inflazione e il saldo commerciale. Finché l'inflazione rimane abbastanza bassa e il saldo commerciale, vale a dire la differenza fra quanto si importa e quanto si esporta con l'estero, è positivo, vale a dire che esportiamo di più di quello che importiamo, significa che noi avremmo margine per poter spendere di più. Spendere di più ovviamente sia nel senso di investire di più, mettere più denaro in circolo, sia nel senso di abbassare le tasse, insomma è una spesa anche il taglio delle tasse per lo Stato. Quindi noi avremmo del margine, però insomma, le regole, come vi ho detto, seppur sbagliate, sono quelle al momento vigenti. Forse l'unica regola che dovrebbe vigere è quella che disse il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, e cioè che i guai cominciano quando si spende una lira in più di quelle che sono entrate. Ma non è neanche tanto vero così, ecco. Ah no? No, se devo essere sincero, quello era, diciamo, un mondo dove insomma non c'era ancora il sistema monetario come attuale, anzi è abbastanza normale che spendere un po' di più rispetto a quello che è entrato. Diciamo così, la finanziaria secondo Claudio Borghi, il bilancio secondo Claudio Borghi quest'anno che cosa avrebbe dovuto avere in più? Ma secondo me per diciamo riuscire a accompagnare, diciamo così, questa piccola crescita che c'è, no? Che al momento è timida, ma per portarla a livelli sostenuti, io sinceramente almeno un altro punto percentuale di deficit l'avrei fatto se non ci fossero stati questi vincoli e queste regole, quindi diciamo una trentina di miliardi li avrei messi in circolo, sia come detassazione che come maggiori investimenti. Abbiamo un'altra telefonata in attesa, senatore, la prendiamo? Certo. Sì. Pronto, chi è là? Buonasera, sono Anita di Como. Allora, Buonasera. grazie al senatore Borghi, ho letto il suo libro, sto cercando di capire i meccanismi che lui sa spiegare benissimo, e però sono un po' anche alle prime armi in questa materia, ma mi affascina molto. Volevo capire questa cosa. Sì, è grandissimo, poi l'ho conosciuto anche a Pontida, vabbè. Bene. Sì, ho il libro con la sua dedica che mi ha scritto, grazie, un semplice grazie che però vuol dire tanto, dovrei dire io grazie a lui. Comunque io volevo capire questa cosa qua, lui dice, se non ho capito male,
se noi comprassimo, se gli italiani, facciamo un esempio, comprassero tutti i prodotti in Italia, noi aumenteremo la ricchezza, giusto? Qui. E quindi ci sarebbe più denaro qua in circolazione e appunto poi si potrebbero fare anche leggi di bilancio diverse, più favorevoli a noi. È giusta questa premessa o ho capito male? No, non ha capito male, nel senso che Okay. è evidente che ci sono delle cose che non possiamo comprare in Italia, per esempio il petrolio non ce l'abbiamo. Sì, no, ma volevo quindi fare, quello era per dobbiamo. capire. Però, Sì, no, ma io era un esempio che volevo fare semplificando per capire questa cosa. Ma se questa ricchezza che rimane qui, poi noi comprando i prodotti va nelle mani degli imprenditori, ovviamente, poi questi potrebbero loro questa ricchezza trasferirla all'esterno. Cioè, certo, ho capito cosa dice, assolutamente. ecco, me lo puoi spiegare? Sì, vede, in economia sono misurate tutte e due le grandezze, no? È misurato sia il saldo commerciale, no? Quindi la bilancia commerciale, che indica cos'è la differenza tra quello che noi importiamo e quello che esportiamo. Poi c'è il saldo delle partite correnti, che tiene invece conto dei denari che entrano e escono a seguito degli investimenti. È evidente che se noi prendiamo del denaro, no, e lo investiamo all'estero, ha una conseguenza nel mondo economico, no? Però attenzione, l'investimento nostro all'estero è un credito. Questo magari è poco intuitivo, no? Però supponiamo che un imprenditore italiano compri dei titoli di Stato francesi, no? Oppure compri delle azioni di una società francese o americana, compra le azioni Tesla, così ci capiamo, no? Non è solo negativa questa cosa, perché è vero che escono dei denari dall'Italia e vanno all'estero. A loro volta, però, i frutti di questo investimento torneranno in Italia, no? Perché i tassi di interesse del titolo di Stato francese o i dividendi dell'azione americana verranno pagati all'investitore. Viceversa, se qualcuno in Francia arriva e compra dei titoli italiani o si compra un'azienda italiana, spesso e volentieri i francesi lo fanno, questi si chiamano investimenti diretti e sono un debito per l'Italia, perché funziona come un debito, no? Come funziona il debito? Significa che mi entra subito del denaro, ma poi io devo pagare gli interessi a chi mi ha dato il denaro. Quindi se un investitore estero mi compra dei titoli di Stato italiani, mi arriva il denaro, viene registrato quindi nel saldo delle partite correnti, però ricordiamo che è un debito e noi insomma di debitini ne abbiamo abbastanza, per cui insomma non è così semplice, ecco, no? Quindi se anche, cioè alla fine quello che voglio dire è che l'imprenditore italiano che si trova, che va bene perché ha successo, perché vende tanti suoi prodotti, no, e similari, se anche investe all'estero non è poi così male. Va bene, devo studiarmela un po' meglio questa cosa, perché è benissimo ancora. Vabbè, dai, comunque va bene. Grazie. Però giusto per far capire, ecco, così magari interessa anche agli altri, perché insomma lei sta toccando dei punti che sono utili, no, per far capire. Vede la differenza che cos'è se io compro una moto fatta all'estero piuttosto che una moto fatta in Italia, non so, tanto per fare un esempio. Se io compro una moto fatta all'estero, non è che sto buttando via i miei soldi, cioè sto dando dei soldi e dall'altra parte mi arriva un prodotto, no? Oppure se io compro una collana di un orafo americano, no, di Tiffany, per dire, rispetto a una collana di Bulgari. Cioè alla fine io ho sempre pagato dei soldi e alla fine ottengo un prodotto, quindi c'è uno scambio che è alla pari. Però cos'è la differenza? Che nel caso di un prodotto fatto in Italia io
incentivo il lavoro di altre persone in Italia. Queste altre persone in Italia pagano le tasse in Italia, migliorano quindi i conti dello Stato, no? E così via, perché a sua volta c'è un gettito fiscale più alto e similari. Viceversa, se io compro un bene fatto all'estero, il bene fatto all'estero è fatto all'estero, e quindi in realtà dei lavoratori che hanno realizzato questo bene sono dislocati all'estero, e quindi avranno loro un vantaggio rispetto a noi. Quindi è per quello che è meglio comprare qualcosa fatto in Italia. Italia, che sì. Va bene, la ringrazio. Prego. Grazie. A presto, la seguirò. Grazie, arrivederci. Diciamo che non mancano qui gli apprendisti stregoni, senatore. Senta, per concludere, questo BTP valore? Mi sembra che stia avendo un enorme successo, come spesso succede alle emissioni che fa lo Stato negli ultimi anni. Ricordiamo che è un BTP che si chiama tecnicamente Step Up. Step Up cosa significa? Significa che inizia con degli interessi un pochettino più bassini, ma più passa il tempo, cioè più è fedele l'investitore, no? E li tiene per tanto tempo. Questa fedeltà viene, tra virgolette, premiata da un aumento progressivo degli interessi, no? Quindi, per dire, si inizia con 2, poi diventano 3, poi diventano 4% col passare del tempo. Dal punto di vista finanziario, poi se avessi più tempo, ma non c'è, se avessi più tempo vi potrei spiegare che in realtà è equivalente a un titolo a tasso fisso, cui insomma è un po' marketing, ecco, questa cedola che aumenta col tempo, però il risultato è che invece se li strappano di mano, e questa cosa dovrebbe far pensare bene, e glielo dirò magari domani, glielo ricorderò domani in aula Giorgia Meloni quando arriverà in Senato per il dibattito prima del vertice europeo. Stare molto attenti quando ci propongono dei finanziamenti europei, ecco, Eurobond, euro qualcosa, perché gli Ital Bond stanno andando benissimo e non dobbiamo veramente dire grazie a nessuno, se non ai nostri risparmiatori. Viceversa, indebitarsi con l'estero non è mai una buona idea. Senatore, abbiamo ancora un minuto, 2 WhatsApp per lei. Buonasera, sono Robby da Brescia. Domanda per il senatore Borghi. Oggi è possibile per l'Italia uscire dall'Europa? Se sì, con quali conseguenze? E poi Ermanno, volevo chiedere a Borghi riguardo la legge Fornero, cavallo di battaglia della Salvini Premier. Anche questa volta è andata male. La pensione d'anzianità aumenta a 67 anni e 3 mesi. No, dunque, comincio dall'ultima. No, non è vero, anzi siamo riusciti a sterilizzarla seguendo le aspettative di vita, che secondo me sono calcolate malissimo. Se volete anche qui ci vorrebbe tempo per discuterne, ma il ragionamento della legge è che a fronte di un'aspettativa di vita più alta debbano alzarsi i requisiti della pensione. Siamo riusciti a sterilizzarla almeno fino al 2027, dove è previsto aumentare di un mese, no? Quindi paragoni con la Fornero sono assolutamente impropri, cioè con la Fornero stiamo parlando di persone che pensavano di andare in pensione domani e che invece si ritrovano senza possibilità di avere la pensione per 7 anni. Cioè, questa è stata la legge Fornero, e se ne parla ormai poco e così via, perché la maggior parte di quelli che erano stati vittime di questo meccanismo assolutamente perverso ormai sono, diciamo così, rientrati nella normalità. In questo caso, comunque, stavo dicendo, invece dei 3 mesi sarà un mese a partire dal 27, ma questo mese è stato splittato così rispetto ai 3 mesi che erano previsti, proprio perché sarà molto più facile per noi farlo saltare del tutto con la prossima legge di bilancio. Così spacchettato ci riuscirà più semplice sterilizzarlo, ed è assolutamente nostra intenzione non far crescere l'età pensionabile nemmeno di un mese. Credo di poter prendere già io
un impegno a meno di gravi imprevisti sul fatto che quindi non ci sarà nessun aumento dell'età pensionabile neanche nel 2027. Per quanto riguarda uscire dall'euro, uscire dall'Europa, sarebbe più facile adesso uscire dall'euro e dall'Unione Europea rispetto a quando avevo iniziato a spiegare io come si poteva fare, e ricordo che se qualcuno volesse comprare in libreria su Amazon il mio libro 20 anni di sovranismo, trova nell'ultima parte ristampato il fascicoletto Basta Euro con tutte le domande e risposte su come si fa, come si potrebbe fare, cosa potrebbero essere i vantaggi. È più facile farlo adesso perché stiamo andando bene, e quindi essendo che stiamo andando bene, se anche noi volessimo prendere e staccarci dal carrozzone degli altri, non avremmo particolari conseguenze perché siamo considerati affidabili. C'è un problema psicologico: quanto più andiamo bene e quanto più è complicato far venir voglia a una maggioranza di uscire da questa maledetta gabbia. Perché la gente, quando è con le spalle al muro, magari la si riesce a invogliare, no? A uscire di casa, mettiamola così. Se tutto sommato in casa vedono che, sì, insomma, però non si sta così scomodi, no? E così via, viene meno voglia di uscire. Quindi è un po' una trappola perversa, insomma, no? Cioè, è tanto più difficile uscire quanto più ti viene voglia di farlo, e viceversa. Molto bene. Allora, senatore, noi ci ritroviamo il 28 ottobre, grazie e buona serata dalla Berlinguer. Grazie a voi e vi aspetto venerdì a Fidenza. Benissimo. Per la presentazione del mio libro. Trovate, diciamo, la locandina su X, adesso la metterò anche su Facebook. Perfetto. Allora, pausa e Modern Talking con Brother Louie del 98, remix del 1998. L'originale era dell'86. A tra poco. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Check it out, here we go, let me say it. Tax on wax, make the DJs wanna play it. The front to the front, and the back to the back, and the hip to the hop, and the rap to the rap. Every single line on time, you admire. Stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl, you know me. I must admit, I'm the real Brother Louie. Can't you see, Brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, such a breeze. She's only looking at me. I'm in love, breaks apart, Brother Louie, Louie, Louie. I'm in love's paradise. She's only looking at me. She's only looking at me. Oh, let it Louie. She's on the cover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, so leave it Louie, 'cause I'm a lover. Let me kiss your lips, I'm intrigued by the taste. The way you dance, the way you move your waist. We meet face to face in a crowded place. Let me take you home, let's cut the chase. To every man there's two sides, what do you choose? If you chose my love, that means you'll never lose. Never hesitate, she'll be there for you. Listen to the words of Brother Louie. Can't you see, Brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, such a breeze. She's only looking at me. I'm in love, breaks apart, Brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. She's only looking at me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking at me. Oh, let it Louie. She's on the cover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh,
te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia. Sono le 19:35 minuti e 54 secondi. Siamo dunque entrati nella parte finale della nostra trasmissione. 0292947222. Abbiamo una chiamata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Quella. E allora? Bonsoir, un saluto noblesse oblige, Madame Mathieu, con molta valle, ladies and gentlemen, Zoom, il time in mezzo ai fatti su Radio Libertà, la talk radio. Ben trovato, Michele. Ebbene, dunque, io vorrei, se possibile, così, andare con il mio editoriale. Vai. Quello che è accaduto è un qualche cosa di vergognoso, è talmente grave che si potrebbe parlare di attentato alla libertà di espressione, articolo 21 della Costituzione, perché di questo trattasi, la libertà di poter informare, la libertà di stampa. Il conduttore RAI, Frido Ranucci, è stato vittima di un atto intimidatorio vergognoso, le bombe che gli sono state scoppiare sotto casa, una è stata la fotomobile, l'altra quella della figlia, è un qualche cosa di preoccupante. Di fronte a questo veramente un atto terroristico, perché probabilmente ci sta dietro la criminalità organizzata, egli non crede che ci sia un mandante politico, è vittima di qualche cosa di veramente vergognoso. Conduttore di un programma di inchiesta giornalistica come Report su Rai 3, indaga evidentemente su questioni che hanno a che vedere anche col potere. La causa dei temerari hanno preso il posto delle pallottole, così il giornalista Rai, parlando delle cosiddette SLAP, procedimenti legali strategici utilizzati per intimidire e mettere a tacere i giornalisti. In Italia abbiamo un problema di memoria e di patologia, questo è il vero tema, lontano da ogni ubris in primis, siamo un paese malato che convince con la sua malattia come se fosse la normalità. E questo è Jacques Hughes, mosso dal giornalista, parlando del fatto che in Europa un politico eletto che lo ha minacciato e lo ha fatto pedinare per bloccare un'inchiesta del suo programma, ha ricordato, parlando di Flavio Tosi, oggi ero deputato di Forza Italia, ma lungo sindaco di Verona per la Lega, dice che ha affrontato a causa sua ben una ventina di procedimenti giudiziari che ovviamente sono stati archiviati. Dal deputato editore Angelucci, che presta le pagine dei suoi giornali per delegittimarlo, ai giornali che si sono rammaricati che fosse tornato vivo dallo tsunami assumata nel 2004. Ormai le notizie che vengono messe in luce sul web non sono più quelle vere, ma quelle con più click. L'Europa dovrebbe dotarsi di strumenti più incisivi per far rispettare i valori democratici all'interno dei singoli paesi. E dunque è veramente un qualche cosa che delegittima civilmente e moralmente la nostra democrazia, la nostra libertà, che è sotto assedio. Qual è il Deus ex machina che si nasconde dietro a questo attentato alla libertà di espressione? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Ma tu dici che i giornali dell'editore Angelucci ce l'abbiano con Report e gettino discredito su di esso. Il punto è che quando tu fai una cosa in pubblico, quella cosa si stacca da te e diventa giudicabile. C'è chi gli piacerà, c'è chi non gli piacerà. Io credo che Alessandro Sallusti sulle pagine del giornale abbia vergato un molto ben documentato, anzi un molto ben motivato editoriale in merito al rapporto tra i giornali, diciamo così, conservatori, o se preferisci dell'editore Angelucci, e Report. Molto semplicemente si può non essere d'accordo con quello che Report fa o col suo stile giornalistico o con determinate inchieste che esso porta avanti. Detto ciò, resta il fatto che la discussione deve restare nell'ambito delle idee, non nell'ambito certo delle bombe piazzate sotto le automobili
E tra l'altro, no, non c'è niente di politico, pare che invece si tratti di una, almeno così leggevo stamattina sulla Verità, se mal non ricordo, la collega Mirella Molinaro accennava a una possibile pista che porterebbe alla malavita albanese, quindi evidentemente a qualche inchiesta che non è stata da loro gradita. Ora, il commento più facile, il commento da bar sarebbe: vabbè, però se ti metti a fare determinate inchieste poi non ti devi meravigliare se ti fanno saltare la macchina in aria. Ma questa è una cosa riduttiva. In una società civile i giornalisti esercitano un presidio di democrazia, per cui se qualcuno prova ad alzare le mani contro i giornalisti o li delegittima tutti i giorni, come hanno sempre fatto i grillini, quei grillini che adesso sono loro quelli che vanno a fare la manifestazione in piazza per Ranucci. Ecco, nel momento in cui tu li delegittimi o li maltratti o gli fai gli attentati, dovrebbe esserci un anticorpo, una reazione di tutta la democrazia, di tutta la collettività. Proprio perché giornalismo è soprattutto ascoltare delle cose che noi non vorremmo sentirci dire, molto semplicemente. Non si può parlare al coro dei fedeli, non dà mai soddisfazione. L'essenziale è appunto avere il coraggio di fare bene il proprio mestiere. Maurizio, ciao Maurizio, solidarietà a Ranucci e facciamo bene le indagini, non vorrei operazione alla Saviano, subito la verità è chiara. Ancora Maurizio, sempre strane queste bombe che capitano al momento giusto, in Rai si stava discutendo del programma Ranucci, ora è intoccabile Maurizio. Scusami, questa è una illazione che potevi tenerti perché la trovo francamente poco elegante. Le bombe non capitano mai al momento giusto, anche solo sostenere un concetto del genere, perdonami, lo trovo veramente basso, soprattutto da una persona intelligente come te. Resta un fatto, appunto, dovrebbe esserci una reazione da parte della società. Non sempre questa reazione c'è, devo constatare con soddisfazione che è stata una reazione bipartisan, quindi qualcosa sta cambiando in questo paese. Forse certe lezioni che abbiamo assorbito negli anni '70 ci sono servite, perché vi vorrei ricordare che quando spararono alle gambe, le BR spararono alle gambe a Indro Montanelli il 2 giugno del 1977, il Corriere della Sera, dove Montanelli aveva dato buona parte della sua vita per poi uscire e andare a fare Il Giornale nel 1974, il Corriere della Sera gli usò la delicatezza, si fa per dire, di scrivere "ferito un giornalista" nel titolo della notizia. Questa fu l'eleganza che gli usò il Corriere. Ecco, forse l'abbiamo assorbita questa cosa. Abbiamo visto per esempio nel 1980 morire un eroe civile, un eroe borghese, verrebbe da dire, quale Walter Tobagi, uno che venne definito da quell'accolita di dilettanti che si erano improvvisati terroristi, terrorista di Stato. Gente che voleva giocare alla rivoluzione aveva deciso di sparare a Walter Tobagi perché così si potevano accreditare presso le Brigate Rosse. Anziché ammazzare cristiani avrebbero potuto battere qualche baretto malfamato lasciando in pace dei seri professionisti e padri di famiglia, e Walter Tobagi era entrambe le cose, sia un serio professionista che un padre di famiglia. Forse qualche lezione l'abbiamo imparata e di conseguenza questa società reagisce davanti a certe cose, adesso reagisce in una maniera più sentita e più appunto in grado di superare gli steccati ideologici. Allora era un mondo completamente diverso. Va bene, noi chiudiamo qui. Il nostro affettuoso pensiero sia a Montanelli che a Ranucci che a Walter Tobagi. Ovviamente a Ranucci ci mancherebbe la nostra stima professionale, così come rispettiamo ovviamente chi ha dovuto subire gli assalti del terrorismo in altri tempi.
E ci salutiamo con una bella canzone, Umberto Balsamo, L'Angelo Azzurro del 1977. Appuntamento domani 18:05 trattabili, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.